Elisa Venturini, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale del Veneto, ha depositato una nuova mozione a sostegno dei produttori di latte, che da tempo sono alle prese con una situazione difficile. La situazione è sotto l'attenzione dell'assessorato competente. Prossimamente sarà emesso un bando ministeriale che permetterà di usare i fondi del PNRR anche per sostenere i distretti del cibo, ed è doveroso, afferma la consigliera, tenere alta l'attenzione sulle difficoltà attraversate dal settore caseario, chiedendo sostegno alla Regione. Il settore lattiero-caseario è stato esposto più di altri alle turbolenze del mercato, con aumento dei costi di produzione che con la diminuzione delle quotazioni del latte comportano il rischio chiusura per molti allevamenti. Come dice la consigliera, è quindi necessario promuovere iniziative a livello regionale e nazionale idonee a tutelare l'intera filiera del latte e contrastare l'eventuale diffusione di pratiche di concorrenza sleale a danno degli allevatori veneti. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco.